Violenza sessuale nei confronti di 4 pazienti, arrestato un infermiere che lavorava all'ospedale di Cittadella. Le molestie sarebbero avvenute durante la degenza delle vittime. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Vicenza il 50enne di origine albanese che nell'aprile 2021 uccise la moglie a martellate a Pove del Grappa. Domani l'ultimo saluto al campione di ciclismo Rebellin. Per i funerali al Duomo di Lonigo sono attese migliaia di persone. La cerimonia in diretta su Antena 3 a partire dalle 8:45. La morte improvvisa a soli 15 anni di Giorgio Conte di San Donà. Nei prossimi giorni l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Alla scuola edile di Treviso il ricordo dei compagni. Chi ha visto parli è l'appello del sindaco di Martellago dopo la brutale aggressione ad un 18enne da parte di un gruppo di ragazzi a Maerne. Caso di razzismo al Benetton Rugby, dopo lo scherzo di cattivo gusto durante la cena di Natale al giocatore Traoré, la procura sportiva ha aperto un'inchiesta. L'iniziativa della provincia di Treviso sul fronte assunzioni e concorsi pubblici. Essere incinte non sarà più penalizzante ma un valore aggiunto. Le future mamme avranno più punti nelle graduatorie. Con qualche settimana di ritardo rispetto alle previsioni, riaperti oggi gli impianti sulla Marmolada, il presidente Zaia, ripartenza nel ricordo delle vittime della tragedia dello scorso luglio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la cronaca dal Padovano. Violenza sessuale nei confronti di 4 pazienti. È stato arrestato un infermiere che lavorava all'ospedale di Cittadella. È accusato di aver molestato almeno 4 pazienti, tutte ricoverate all'ospedale di Cittadella. Un infermiere professionale di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata plurima. L'indagine è partita a maggio di quest'anno, quando una donna ricoverata all'ospedale di Cittadella e sottoposta ad un trattamento con farmaci ha denunciato ai carabinieri di essere stata palpeggiata più volte da un infermiere. I carabinieri per mesi hanno indagato ed è emerso che altre 3 donne avevano subito simili molestie. Gli episodi erano iniziati a giugno del 2021. Dalle testimonianze degli elementi raccolti durante le indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare l'infermiere autore delle molestie sessuali. È un uomo di 39 anni che è stato arrestato ed è detenuto nel carcere circondariale di Padova. Nei prossimi giorni il giudice per le indagini preliminari dovrebbe interrogarlo per confermare o meno la misura cautelare. L'USL Sayugane, in una nota del direttore generale Paolo Fortuna, ha fatto sapere che nei confronti dell'infermiere c'era già un procedimento disciplinare in corso che aveva portato nei mesi scorsi alla sospensione del 39enne dal lavoro, assegnandolo ad un'altra mansione non a contatto con il pubblico in attesa dei risultati delle indagini. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza Gezimal, il 50enne di origine albanese che nell'aprile del 2021 uccise la moglie Dorina a martellate nella loro casa a Pove del Grappa. 18 aprile 2021, Dorina Alla, 38 anni, è in casa con i 2 figli di 13 e 9 e il marito Gezim. I litigi tra i due sono frequenti. Quel pomeriggio scoppia il finimondo. Gezim si infuria, prende un martello, inizia a picchiare con violenza la moglie in cucina. Alla fine i colpi contati dai carabinieri saranno 12. I 2 ragazzi sono in casa nascosti in camera da letto, atterriti e impotenti. Sarà lo stesso Gezim ad allertare i soccorsi, ma per la donna non c'è nulla da fare. Dorina Alla muore in casa sua, uccisa dal marito dal quale si stava separando. Gezim Alla viene arrestato subito e condotto in carcere a Vicenza. Nella mattinata di oggi la condanna per il delitto avvenuto nell'appartamento affittato dalla famiglia a Pove del Grappa. Il 53enne di origine albanese è stato condannato all'ergastolo. Non solo, la Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza, presieduta da Antonella Toniolo, ha anche stabilito che l'uomo decada dalle responsabilità genitoriali e risarcisca i figli con una provvisionale immediata pari a 100.000 euro ciascuno. La morte del 15enne Giorgio Conte, la giovane promessa della rugby di San Donà, sconvolti i compagni di classe della scuola edile di Treviso che hanno deciso di ricordarlo così.
C'è il suo caschetto giallo sul banco vuoto, attorno un dolore silenzioso e stupito. Così i compagni di classe della seconda A della scuola edile di Treviso hanno voluto ricordare il compagno Giorgio Conte, il quindicenne giovane promessa della rugby di San Donà di Piave, morto dopo giorni di agonia. Giorgio aveva accusato un malore giovedì scorso, un mal di testa lancinante. L'attacco a San Donà aveva però dato esito negativo e per questo era stato mandato a casa. Il giorno dopo il ragazzo è svenuto, immediato il trasporto d'urgenza a Padova, dove la situazione è precipitata. Tutti, raccontano a scuola, hanno tifato per lui. Certo che poi ci si aspettava sempre fino all'ultimo che la situazione migliorasse, in realtà purtroppo siamo arrivati a questo epilogo drammatico. Sono arrivato a scuola che c'era proprio un'aria triste e poi l'ho saputo dai miei compagni e anche io come lei non ci credevo. E era proprio un bravo ragazzo comunque a parere mio. Era tanto rispettoso, non faceva mai casino. Era sempre tranquillo, era anche simpatico ed era bravo, si impegnava. Sconvolti i genitori Eleonora e Roberto, il fratello Alessandro, che hanno dovuto fare i conti in queste ore con il delirio Novax sui social. La madre stessa ha chiesto rispetto. Giorgio era uno sportivo, sottoposto regolarmente a visite e analisi. Sarà l'autopsia a fare chiarezza, ma sui social c'è anche il cordoglio, come quello della rugby di San Donà, dove Giorgio era una giovane promessa. Il banco intanto a scuola resterà vuoto, così hanno deciso i compagni. Affronteremo anche questa questione, naturalmente adesso è il momento del dolore e di assorbire un po' questa, e dopo naturalmente toccheremo anche l'aspetto del fatto che è venuto meno un compagno che aveva sempre saputo in maniera molto tranquilla relazionarsi con tutti. Che cosa ti rimane di Giorgio? Ogni volta cambiavo le treccine, mi chiedeva sempre perché le cambi così. Quindi mi dispiace, perché la prossima non me lo potrà più dire. Domani l'ultimo saluto al campionissimo Davide Rebellin. Per i funerali al Duomo di Lonigo sono attese migliaia di persone. Saranno migliaia i tifosi, gli amici, i conoscenti, le personalità dal mondo della politica e dello sport che arriveranno a Lonigo per l'ultimo saluto al campione, all'ex ciclista Davide Rebellin, morto a seguito di un tragico incidente a Montebello Vicentino il 30 novembre. Domani la celebrazione delle esequie alle 10 al Duomo, preceduta alle 9:30 dalle testimonianze e dai ricordi di familiari e amici. Prevediamo molte persone innanzitutto della nostra città, perché Davide e la sua famiglia è molto conosciuta ed è molto amata nella nostra città, quindi prevediamo una partecipazione molto ampia. Però Davide è anche un campione di levatura internazionale, quindi ci aspettiamo suoi colleghi, ex ciclisti, quindi avremo di sicuro molta gente. L'amministrazione, che ha proclamato il lutto cittadino, ha messo in moto l'organizzazione per supportare il flusso di persone che arriveranno da tutta Italia per l'ultimo omaggio al campione. In particolare sulla frazione di Madonna, che è dove il corpo di Davide sarà tumulato dopo le esequie, perché è una frazione piccola e quindi ci siamo un po' industriati per trovare spazi per parcheggi eccetera, però anche se ci potranno essere dei disagi, sappiamo che la cosa importante sarà partecipare al dolore profondo della famiglia e questo sentimento sarà la cosa più importante che pervaderà tutta la città. Funerali che arrivano dopo dolore e l'attesa durata 3 settimane. C'è un sentimento profondo e nobile che è la comunanza del dolore ed è quello che in questo momento è in tutti noi cittadini di Lonigo, ma c'è un altro sentimento che invece è violento e altrettanto profondo, che è la rabbia. E domani Antenna 3 seguirà le esequie in diretta a partire dalle 8:45. Vedremo insieme l'arrivo del feretro, i messaggi di familiari e amici. Prima dell'inizio, alle 10 della cerimonia, raccoglieremo le voci, le emozioni, i ricordi di chi sarà presente al Duomo di Lonigo domani mattina a partire dalle 8:45, quindi la nostra diretta. Andiamo adesso a Maerne di Martellago per un brutto episodio di cronaca. Un 14enne e la sua ragazza di 13 anni e un 18enne si sono ritrovati lunedì sera per un saluto in via Stazione a Maerne prima di rientrare a casa. Erano circa le 21:30 quando nei pressi del supermercato hanno visto un gruppo di 6 o 7 giovani con il passamontagna.
Insospettiti da questo gruppo che si aggirava indossando i passamontagna, i tre hanno deciso di spostarsi dal parcheggio del supermercato dove si erano ritrovati per andare verso la chiesa seguendo via Stazione. Poco più in là è iniziato il pestaggio. Una brutalità inaudita. Il gruppo li ha avvicinati con la scusa di un'informazione. Poi uno di loro avrebbe tirato fuori un bastone dai pantaloni puntandolo contro il 18enne e dicendo: questo qui ha la faccia da finocchio, secondo quanto ha riferito un familiare. Poi un altro gli avrebbe sferrato un pugno in volto, mentre alcuni tenevano fermo il 14enne al quale con un coltello hanno tagliato la tracolla del borsello con dentro il cellulare e 20 euro portandoglieli via. La ragazzina è riuscita a scappare. Il gruppo ha continuato a infierire sul 18enne con calci, manganellate in testa e colpi ovunque. Tutto è durato pochi minuti, ha raccontato un testimone che era fuori con il cane e che avrebbe chiamato l'ambulanza dopo aver preso il numero di targa dell'auto su cui gli aggressori sono fuggiti. Stamane è stato ascoltato dai carabinieri che stanno indagando sulla base delle testimonianze e delle immagini delle telecamere. Incredulo il primo cittadino, secondo cui gli aggressori non risiederebbero in paese. Non posso crederci, ripeto, conosco bene il mio territorio, sono 5 anni che sono sindaco, vivo qua da 40 anni e non posso credere che dei cittadini, dei ragazzi del nostro territorio hanno fatto una cosa del genere. E cosa si sente di dire ai familiari di questo ragazzo che è stato pestato? Non è facile, soprattutto io ho una figlia di 9 anni, quindi il ragazzo, uno aveva 14, uno 18, quindi posso capire che sono molto arrabbiati, però devo anche dire che dobbiamo stare attenti un attimo che a quello che si dice in giro, perché comunque c'è il rischio di far passare un paese come Maerne, come Martellago, come Olmo, come il Far West, e invece onestamente negli ultimi anni fatti del genere non sono mai successi e non devono più succedere. Sicuramente noi come amministrazione, come forze dell'ordine, come cittadini dobbiamo garantire la sicurezza ai nostri giovani. Saccarola lancia un appello. Abbiamo bisogno di tutta la cittadinanza che ci dia una mano, perché chi ha visto deve denunciare, questo è importante e lo dico 2 volte, dobbiamo denunciare, perché grazie a queste cose qua riusciamo a capire chi sono queste persone che hanno fatto questo fatto gravissimo. L'accusa di razzismo all'interno dello spogliatoio del Benetton Rugby, sul caso indaga anche la Procura federale. Caso razzismo al Benetton, la Federazione Italiana Rugby annuncia che la Procura federale ha avviato un'indagine sullo scherzo di cattivo gusto fatto alla cena di Natale al pilone di origini guineane Cherif Traoré, e il Benetton fa sapere di aver sospeso un proprio tesserato senza specificarne l'identità, evidentemente il compagno che ha fatto trovare a Traoré come regalo una banana marcia in un sacchetto dell'umido. Il giocatore resterà fuori rosa finché la Procura non completerà i suoi approfondimenti per accertare i fatti e le responsabilità collettive e dei singoli, come si legge in una nota congiunta di FIRE e Benetton. Sarà competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva federali comminare eventuali sanzioni sportive o amministrative. In vista dei derby natalizi con le Zebre Parma, infine, sarà concordato un percorso di sensibilizzazione e consapevolezza rispetto alle tematiche di inclusione per i propri atleti. La vicenda ha assunto grande risonanza. Il sindaco di Treviso Mario Conte non nasconde il dispiacere dell'intera città. Un brutto episodio volgare che non c'entra nulla con la cultura del rugby, con la cultura trevigiana e col mondo dello sport. Questo episodio deve essere un po' da monito, perché queste situazioni nemmeno da un punto di vista goliardico devono mai più presentarsi nei nostri ambienti, quelli sportivi, dove proprio gli atleti sono un esempio per le future generazioni, per i giovani. Conte ricorda come la famiglia Benetton abbia sempre fatto del superamento delle barriere razziali una propria bandiera. È un fatto isolato, certamente brutto, antipatico, da censurare, da condannare, però adesso rientriamo ovviamente nei ranghi della lealtà e della sportività del Benetton Rugby, che serva da monito per il futuro, perché non c'è nemmeno da scherzare su questi temi. Rimaniamo nel Trevigiano per parlare di un'iniziativa per smuovere le istituzioni a favore della natalità. Vediamo come. Nel momento in cui in un concorso piuttosto che una selezione la bravura della donna viene attestata da un punteggio, deve essere pari ad un altro, essere incinta, essere in stato di gravidanza è quel valore aggiunto che secondo me merita essere premiato in una stagione di inverno demografico come quella che stiamo vivendo pesantemente. Sei incinta? Allora ti premio dandoti più punti nelle graduatorie dei concorsi.
Questa è l'innovativa scelta della provincia di Treviso per valorizzare e non penalizzare chi vuole dei figli ma che teme di uscire di fatto dal mondo del lavoro. Il provvedimento l'ha spiegato ieri sera un po' a sorpresa il Presidente durante la discussione del bilancio a Sant'Artemio, per una scelta ora al vaglio di legittimità legislativa rispetto ad altre donne non incinte e non solo. Ma non è che proprio perché non possono rimanere incinti, questa è una cosa che discrimina un po' i maschi? Io penso di no. Il caso è un caso limite e laddove dovesse succedere io penso che il buon senso prevarrà e anche l'uomo sarebbe in grado di fare un passo indietro per il bene della comunità. Intanto l'idea è subito piaciuta sia a gran parte dei sindaci in rosa della Marca ma anche alla diocesi, con una nota arrivata attraverso il centro della famiglia. Altri però la bollano già come una pura provocazione mediatica. Voi però l'avete fatto anche un po' come provocazione questa iniziativa. Ma diciamo che auspichiamo possa diventare uno spunto di riflessione per chi fa leggi a livello nazionale, che sia un punto di partenza, uno spunto per fare una legge che in qualche modo privilegi chi è in stato di gravidanza, almeno nel pubblico. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare sulla Marmolada, dove da oggi sono stati riaperti gli impianti di risalita. 50 anni di storia e un 2022 che rimarrà nella memoria per quanto accaduto sulla Regina delle Dolomiti lo scorso 3 luglio. Dopo quella tragedia oggi hanno riaperto gli impianti della Marmolada. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato di ripartenza nel segno del ricordo delle vittime. È un fatto che rimarrà sulla memoria di molti perché purtroppo c'è stata una disgrazia, però lo guardiamo diciamo con la memoria di imparare da questi eventi, però anche con la voglia di ripartire e far rivivere in sicurezza la Marmolada in se stessa. 12 chilometri dalla vetta della montagna fino a valle per la pista più lunga del comprensorio Dolomiti Super Ski. Colonnina del termometro in vetta attorno ai -6, -7, con i giorni scorsi addirittura di un paio di gradi sopra lo zero e una settimana fa oltre i -20. 6 cabine che salgono e scendono, 2 per ciascuna delle 3 tratte. Una risalita che è di per sé uno spettacolo memorabile, fino alla terrazza da dove in giornate di sole come oggi lo sguardo arriva alle prime cime austriache. Gente ce n'è stata subito tanta, sin dalle primissime risalite iniziate alle 8:40. È stato un periodo di grande incertezza e preoccupazione, in primis perché giustamente eravamo prefissati di ripartire. Cioè ripartire cosa significa? Trovare il personale, che già in questo periodo è difficile trovare stagionali, in più anche garantire a tutte le attività circostanti alla nostra funivia, parlo della Val Pettorina, e anche una certezza al Dolomiti Super Ski come comprensorio sciistico di poter riaprire e dare una continuità di servizio ormai consolidato negli anni. Dalle Dolomiti che avete appena visto a Chioggia, passando per i colli del Prosecco, Venezia, Verona, il Veneto nel 2022 si è confermato un set naturale per film e serie di successo a livello mondiale. Tanti record che si stanno segnando proprio in questi giorni. Love in the Villa, che è un film di Netflix, disponibile sulla piattaforma Netflix, girato interamente a Verona. È stato per una settimana il film più visto nel mondo su Netflix. È stato uno dei film più visti sulla piattaforma nel 2022, ma Love in the Villa non è l'unico successo ambientato sul territorio regionale, in questo caso a Verona. È un bilancio infatti segnato dai record, quello della Veneto Film Commission, la fondazione senza fini di lucro voluta dalla Regione per la promozione del territorio come location di produzioni italiane ed estere. Improvvisamente Natale, che è disponibile su Amazon Prime, il film italiano più visto, è una commedia per famiglie con Diego Batantuono, il Mago Forest, Violante Placido e Lodo Guenzi. Se improvvisamente Natale è stato girato principalmente a San Vito di Cadore, Odio il Natale, altro film a tema festivo, si colloca tra Chioggia e i colli del Prosecco, e qui un altro record. Odio il Natale, dicevo, è uscito su Netflix ed è si è subito posizionato in seconda posizione dietro Mercoledì tra le serie Netflix. E poi c'è Il mio nome Vendetta, che ha delle location venete, sempre in Cadore, ed è il film italiano su Netflix più visto in assoluto, più di È stata la mano di Dio.
Ma restano anche le grandi fiction per la TV generalista, una certezza su tutte. È quasi finita la lavorazione di Un passo dal cielo, l'ultima serie Un passo dal cielo, anch'essa girata largamente in Cadore in Veneto. Vetrine mondiali per la promozione locale con un Veneto che dalle Dolomiti al Delta si conferma un grande set naturale. In ultima battuta, a proposito di bellezza, vi ricordo l'appuntamento da non perdere domani sera alle 21:15 su Antena 3 con il concerto di Natale diretto dal maestro Diego Basso con i musicisti e artisti dell'Art Voice Academy di Castelfranco Veneto. L'evento sarà trasmesso anche in replica il giorno di Natale, domenica 25 dicembre, dalle 16:45, sempre su Antena 3. Quindi doppio appuntamento, domani sera alle 21:15 e domenica pomeriggio alle 16:45 rigorosamente su Antena 3. È tutto anche per questa edizione. C'è il meteo, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo di Antena 3. Anticiclone protagonista, ma con tempo non sempre soleggiato. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 23 dicembre. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, tuttavia sulla pianura sarà alquanto nuvoloso con varie nebbie di notte, solo in parziale dissolvimento di mattina e in nuova formazione poi di sera. Sui monti saranno possibili locali rasserenamenti. Temperature stazionarie e comunque sempre sopra la media del periodo, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 6 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo da nuvoloso a coperto, con una maggiore nuvolosità che sarà possibile con deboli piovaschi sparsi sulle zone orientali, specie massime sugli 8-11 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige. Avremo annuvolamenti più consistenti a nord con deboli precipitazioni lungo la cresta di confine, asciutto altrove. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime tra 6 e 7 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.